Rossano Veneto è il paese della bicicletta e non solo per le note qualità dei mezzi che qui vengono prodotti. Usare le due ruote per gli spostamenti è sempre più una buona abitudine che toglie i veicoli a motori dalle strade e fa bene al fisico. La cosa bella è che vanno a scuola in bicicletta, sicuramente quando c'è il sole, quando c'è la bella stagione, ma arrivano in bicicletta anche d'inverno, quindi insomma un applauso davvero grande ai nostri ragazzi che hanno avuto anche quest'anno il coraggio di mettersi in gioco. L'iniziativa A Scuola in Bici, giunta alla seconda edizione, ha portato a premiare 41 giovanissimi studenti che durante tutto l'anno scolastico hanno usato con costanza la bici nel tragitto da e verso casa. Io auspico, siccome sono due maschietti vincitori, auspico che l'anno prossimo, siccome le ragazze iscritte sono parecchie, di vedere alla testa della classifica di utilizzo, perché non è una gara, in testa della classifica di vedere qualche ragazza che si porti a casa la bicicletta, doverla cambiare con una bicicletta da signorina. Il progetto educativo ha avuto anche un altro importante risvolto. Come amministrazione riteniamo prioritario l'educazione al primo soccorso ed è proprio per questo che da quest'anno, dall'infanzia fino alla secondaria, al terza media secondaria, insieme alla Croce Rossa, i nostri ragazzi e bambini hanno potuto sperimentare 10 anni di primissimo soccorso.